Quindi diciamo che quest'oggi abbiamo un parterre di ospiti bellissimi, infatti abbiamo fatto l'inizio col botto e altrettanto botto avremo adesso perché abbiamo l'unica donna presente, nonché attrice straordinaria che adoro da tanti anni, con suo marito, con Stefano Mainetti. Se li vedi, Allora, se sono sì, ci sono. eccoli qua, grazie. Ciao. Ciao Elena Sofia, ciao Stefano. Grazie e benvenuti. Peccato che figura solo Stefano Mainetti, il sottopancia non c'è per Elena. Di musica e sono io l'intrusa. Vabbè. No, vabbè. È solo per quello. Certo, no, per carità, lo so. Sappiate che quella accanto a Stefano Mainetti è Elena Sofia Ricci, non per farlo capire. Dovrebbero sbagliare con Margherita Bui, scusa. Che saluto. No, sono onorata di essere da voi, ma io perché amo la musica chiaramente, infatti ma l'amo proprio tanto, l'ho studiata da ragazzina, vengo dalla danza, quindi ho vissuto ascoltando musica classica da sempre e per me la musica è proprio quella che ha accompagnato tutta la mia vita e continua a accompagnarmi, me la sono sposata proprio. Ecco, ma meglio di te. Io allora, anche per dovere e per piacere, io inizierei proprio una domanda a Elena Sofia Ricci, se Stefano Mainetti e cioè è una domanda molto semplice. Noi siamo un programma di musica, ci occupiamo di questo. Qualche tempo fa ho intervistato un mio amico attore e gli ho fatto una domanda se lui venisse in qualche modo nel suo lavoro ispirato dalla musica, perché ho sempre pensato che il mondo del musicista post-produzione sia molto lontano dal set in generale. E lui mi disse no, io mi faccio delle playlist mie, mentali o a volte anche vere, di canzoni, brani musicali, eccetera, eccetera, che mi aiutano a costruire il personaggio. E io questo non me l'aspettavo. Faccio la stessa domanda. La musica entra in qualche modo nel lavoro dell'attore come ispirazione, come... Ma guarda, sai, anche la recitazione è musica, cioè io che l'ho studiata, cioè certi tempi, certi ritmi sono quelli della musica, alcune pause, alcune accelerazioni sono partiture musicali, cioè se tu quando reciti senza cantare nel senso noioso, no? dell'attore che canta, ma nella verità hai una musicalità interna, aiuta. Io personalmente non mi faccio guidare da nessuna musica perché il compositore della colonna sonora per me è sacro ed è sacra la colonna sonora e credo che debba essere molto più sostenuta, molto più difesa, molto rivalutata. È uscita fuori, scusate, la faccio io questa denuncia, è uscita fuori sopra la riga della produzione. Ora dobbiamo ricordare che l'autore della colonna sonora, il compositore della colonna sonora, è stato per sempre uno dei 4 autori del film. Questa cosa non si può dimenticarla, è fondamentale. Quindi io penso che non si debba, cioè io non lo faccio di farmi guidare da altre musiche, perché poi magari sbaglio, perché poi magari la visione del regista è un'altra e quella del compositore è un'altra ancora, quindi vanno rispettate gli altri pensieri. Ma quello che so con certezza è di quanto una colonna sonora possa cambiare la mia recitazione, la possa migliorare e talvolta, ahimè, anche peggiorare. Magari delle volte senza musica sarebbe meglio. Delle volte invece io personalmente mi è capitato di fare delle interpretazioni che poi ho visto senza musica e non è che mi sia piaciuta tantissimo, qualcuna anche è capitata qua in famiglia, poi arrivava la musica e improvvisamente diventavo brava. Quando è successo una volta con Stefano, appunto, che è riuscito a farmi essere più brava come attrice con la sua musica. Altra esperienza molto bella invece è quella del teatro. In teatro è più interessante perché spesso, e negli ultimi tempi è capitato spesso, che si possa collaborare con il musicista e allora si recita sulla colonna sonora, cioè è interessante, l'attore si deve infilare nella colonna sonora e non averla aggiunta dopo, no? In genere nel cinema tu giri senza la musica, cioè, senza sapere. A sync, mette a posto la musica, eccetera. O metti una musica che ritieni d'appoggio.
d'appoggio, quello che è, ma avviene dopo. In teatro può succedere invece che le due cose avvengano contemporaneamente, quindi si può recitare nella musica, nei tempi della musica, quello è un bel esercizio. È un contatto più diretto a teatro. Con Stefano, con mio marito, perché chiaramente in casa magari io studiavo una scena, era lui il compositore in teatro, e quindi quella volta, un paio di volte ci è capitato, no? Solamente in teatro. Sì, ma teatro è abbastanza frequente questo, cioè, perché poi sai, certo. l'attore si può modulare piano piano, vedi che si adatta anche e si modula la propria recitazione anche sulla musica, c'è un'interazione continua, perché normalmente invece la post-produzione arriva dopo e quindi non c'è. Devo dire che fa eccezione per il mercato, almeno quando io ero negli Stati Uniti e lavoravo lì, gli attori americani, siccome spesso il musicista lavora in fase di sceneggiatura, spesso ci sono parecchio materiale che viene messo in cantiere anche preventivamente, questo almeno qualche anno fa quando ci stavo io, e molti attori gradiscono, anche se il regista è d'accordo, cominciare a sentire anche i temi. Uno che faceva questo era Jim Caviezel. Sì, con cui hai fatto l'audio Bibbia. Esatto, lui ascoltava molto, aveva un approccio proprio anche sistematico, cioè voleva sentire i temi specifici, anche voleva sapere dove andava a recitare, era molto puntiglioso, però non era l'unico. Qui in Italia siamo un pochino meno organizzati in questo, anche perché le fasi di post-produzione sono più brevi e il tempo di coinvolgimento non c'è tempo. Non c'è tempo normalmente, io lo farei molto volentieri, credo che per tornare a un discorso a me molto caro, l'interazione che nasce dal melodramma fra le varie componenti dello spettacolo sia fondamentale, quindi non considero la colonna sonora come avulsa dal contesto della recitazione piuttosto che dalla scena o dalla sceneggiatura. Credo che sia un risultato non lineare, dove le parti non sono delle componenti, ma la somma è superiore alla componente delle singole parti, ecco. Quindi in questo senso sarebbe bellissimo avere un'interazione sempre, ma non solo con gli attori, ma con tutti i reparti. Quello che si fa più frequente ultimamente è avere un'interazione con i reparti della post-produzione tipo sound design. Prima, fino a qualche anno fa, erano scollegati, adesso c'è molto più contatto fra sound design e musica. Anche parecchio contatto. Infatti, anche perché oggi come oggi, ne parlavamo una volta anche a cena da voi, purtroppo hanno tutti paura di sto benedetto tema, il leitmotiv, e tutti usano queste 4 note, minimalismo, rarefatto, tutto questo sound design che non porta assolutamente a nulla, e quindi si è appiattito totalmente l'apparato musicale che sorregge poi un film. Come diceva bene la Sofia poco fa, molte volte può dare aiuto ad alcune scene che sono completamente o state girate male o recitate ancora peggio, o comunque non sono venute come erano nell'intenzione della sceneggiatura. Quindi la musica interviene e aiuta fortemente. Ma io penso ci sia anche un problema, non lo so, forse ci sono dei film che sono ricordati anche per le colonne sonore, no? Però non è che quella colonna sonora abbia portato via la scena a Spielberg piuttosto che a Hitchcock, no? O a Leone, ma nessuno, anzi. Cioè ci sono dei compositori. Qualche tempo fa mi pare che abbia peggiorato il socio allora o Tuzzi, no? Ecco. Quindi io penso che debbano anche un po' di più i produttori, i registi fidarsi e affidarsi ai compositori che ancora osano un po' la melodia, perché magari guadagnano. Qualche giorno fa Andrea Guerra ci diceva che per far entrare un tema all'interno di un film bisogna dargli lo spazio in qualche modo, no? Nel senso, quindi se ci sono montaggi molto, molto stretti o dialoghi troppo fitti o i classici faccioni, è un po' difficile farci inserire un tema dentro, e forse magari anche quello vale la pena ragionarci. Io volevo fare una domanda a Stefano Mainetti, un po' off topic rispetto alla questione della musica applicata. Però, nel senso, di fronte alla filmografia e la biografia di Stefano Mainetti, uno c'ha davanti diciamo è molto ricca, ecco, quindi mi piacerebbe fargli una puntata solo dedicata a lui per poter parlare di tante cose, da Giorgio Caproni
alla Royal Philharmonic Orchestra e via discorrendo. Ecco, io vorrei parlare proprio di quello, cioè io ricordo uno dei progetti più belli che ho visto, mi sembra che è circa 10 anni fa, se non vado errato, era proprio l'Alma Mater fatto con la Royal Philharmonic Orchestra all'abbazia di Westminster. Credo sia poi con una etichetta fantastica, la Geffen Records, insomma una cosa spettacolare da quel punto di vista. Com'è nato quel progetto bellissimo? Faccio un complimento dopo 10 anni, però lo dico perché proprio con Yasmin Sannino che canta, insomma proprio fantastico. Com'è nato quel progetto? No, ti ringrazio perché è un progetto al quale tengo molto. È nato sull'onda di un progetto simile che avevamo fatto per il Giubileo del 2000 per un disco che si chiamava Abba Pater. Sì. E la stessa tipo di operazione che era stata fatta chiaramente con Papa Voitila l'avevamo costruita nel 1999 con l'Aballo del Vaticano, questa volta con la Sony americana, ed era stato prodotto nel 2000 e era uscito un CD che era stato proposto in tutto il mondo, ma mi pare fosse andato anche in classifica, era su Billboard per diverse settimane, era diventato un caso un po' particolare perché era la prima volta che un Papa si esibiva, no? Anche se in ambito comunque era entrato ma aveva venduto milioni di copie, mi ricordo quel disco. E sull'onda di quel progetto è stato riproposto poi la stessa cosa a Papa Benedetto XVI, per cui quello che tu hai visto a Westminster è il risultato live, è il live del disco che avevamo registrato a Abbey Road poco tempo prima, e se non ricordo male avevamo avuto era per la nomination ai British Awards, ai Classic British Awards. Io sai, lì ho avuto la fortuna, avevo il blocco orchestrale della Royal Philharmonic Orchestra, avevo il coro del Vaticano, avevo Luca Pincini come violoncello, Yasmin Sannino come voce solista. A me mi potevate pure lasciare là per il resto della vita. No, ma infatti è quello che impressiona, cioè che non è che dice vabbè, no, una serie di nomi con le concatenazioni fantastiche della vita che poi no, veramente un progetto fantastico, veramente. Tra l'altro quindi... non la posso andare a prendere perché dovrei scappare verso un'altra. No, basta. Oggi voglio far vedere i CD e i vinili di tutti. No, io c'ho di Stefano, ho tutto, quindi va bene, un collezionista accanito. No, poi veramente faremo una puntata monografica su Stefano, perché poi dobbiamo parlare anche di Rendering Revolution, perché è un'opera sua che è molto particolare, di cui abbiamo già ampiamente parlato su colonnesonore.net, però devo essere sincero, già anche quello lì è un altro capolavoro di Stefano, molto particolare, non musica applicata alle immagini, un'alta contestualizzazione, però veramente un grandissimo lavoro. Io volevo fare una domanda. Sì, un'ultima domanda. Dimmi, Stefano. Una precisazione per Marco, perché chiedeva la genesi di quel progetto. Alla radice c'era una volontà del Vaticano di rendere fruibile la parola della Chiesa in quel momento, e alle critiche dei giornalisti di tutto il mondo, che ovviamente arrivarono perché noi ci stavamo esponendo con un veicolo elettronico, con un CD. La risposta di padre Borgomeo, allora direttore di Radio Vaticana, che era l'unico responsabile per l'immagine del Papa e per la parola del Papa, fu: ma nel 2000 perché noi non dovremmo usare qualsiasi mezzo a disposizione per diffondere la parola del cristianesimo? Quindi fu un'operazione a tavolino studiata, e chiamarono, mi ricordo che interpellarono anche Morricone, ma anche altri compositori in giro per il mondo. Alla fine io, quando gli chiesi, dico: ma perché avete scelto me? Io scrivo colonne sonore, l'ultimo progetto che avevo scritto era Zombie 3 per Lucio Fulci. Dico: perché avete scelto me? Che c'entro io? Dice: no, perché noi abbiamo proprio l'idea, per il suo linguaggio di tipo etnico, di unire l'orchestra con linguaggi etnici. Vogliamo che sia olistico il messaggio, vogliamo che l'orchestra arrivi anche ad altri livelli, e infatti poi c'era il duduk, c'era la voce di Yasmin, infatti, sì. che si inseriva però su un contesto e su un blocco
assolutamente occidentale su armonie assolutamente tonali, quindi era un po' il mix che era piaciuto e cercare di far passare questo messaggio trasversale, per usare una parola abusata. È un progetto ripeto, di 10 anni fa che secondo me è ancora assolutamente attuale, è molto attuale. Prego Massimo. Ultima domanda, Elena Sofia, e poi salutiamo i nostri due ospiti, carinissimi come sempre. Elena, tu hai vinto ben 3 Nastri d'Argento, scatto con un film che io amo tantissimo, che sono Io e mia sorella, con Carlo Verdone, come miglior attrice non protagonista, poi miglior attrice non protagonista Mine Vaganti di Efezio Nozpet, dove hai fatto un personaggio incredibilmente fuori di testa, la zia che dava da bere l'alcol ai nipoti, e Nastro d'Argento come miglior attrice protagonista questa volta per L'oro di Sorrentino. Cosa ti è rimasto di del Nastro d'Argento, di queste premiazioni, ma soprattutto cosa significano? Perché è una domanda banale, ma cosa comportano tanti premi per un'attrice come te e soprattutto per una carriera come la tua? Una libreria molto grande, rispondo. Più volte gli altri, sono anche gli altri, tra l'altro. Esatto. Alcuni sono... sai, chiaramente è un onore, fa piacere, che ti devo dire, è un'emozione grande, sono tutti lì, ma la cosa per noi più importante è l'amore del pubblico, no? Adesso sarò banale, però è l'amore del pubblico. Però una cosa sui nastri la voglio dire. Ecco. Perché siamo qua anche in una bellissima sede, perché siamo per i Nastri d'Argento, che è un premio molto bello, dato da persone un po' più preparate, cioè anche, poi c'è anche l'Academy dei Davide, che per carità, però sono quei due premi che sono molto importanti per noi artisti, chiaramente, e anche per gli artigiani, per tutti i tecnici dello spettacolo. Ma io quello dell'anno scorso, quello di 2 anni fa, insomma, quando era nel 18, mi è rimasto un po' nel cuore, perché io avevo mia mamma che stava morendo in quei giorni, mancavano veramente pochi giorni e ho potuto dedicarglielo. Erano anni che lei aspettava che il cinema mi riconoscesse qualcosa, perché io avevo fatto tanta televisione, quindi ero stata un po' messa in castigo dal cinema, no? E chiaramente poi ci sono voluti, ecco, Osfetec, Sorrentino. Sorrentino per fregarsene del fatto che io avessi fatto la televisione. E quindi per la mia mamma è stato molto importante quel nastro e gliel'ho dedicato. Io ho fatto in tempo a dedicarglielo quando lei ancora era lucida e non sapeva quanto male stesse, quindi ha potuto gioire, essere emozionata. E penso che quel nastro sarà il premio che io ricorderò con più amore in assoluto, senza niente togliere agli altri, ma perché è legato all'ultimo saluto che ho potuto dedicare gioioso alla mia mamma. Beh, direi un bellissimo ricordo. Peccato che non si possa vedere che ho, come si dice tipicamente in Sicilia, ho le canne rizzate del braccio, cioè ho la pelle d'oca, perché poi vabbè. E io ho il groppo in gola. Infatti. Grazie veramente di questo ricordo e di questo onore che ci avete dato tutte e due, perché veramente ci teniamo che si parli di musica non solo attraverso la voce dei compositori, ma di chi comunque nel cinema ci lavora e vive anche attraverso tutte le altre forme d'arte. Ma sì, noi non siamo nulla senza tutto quello che ci gira intorno, no? E quindi è importante mandare questo messaggio, no? Specialmente in questo momento in cui c'è stata tanta crisi, ecco, bisogna far sapere quanto importanti sono tutti i lavoratori e quanto la musica, ecco, specialmente siamo qua per questo, in questo caso possa veramente cambiare le sorti di un film, ma proprio completamente. Bisogna che arrivi un po' di più questo messaggio a chi il cinema lo fa. Grazie. Io sono particolarmente contento di questa, che poi è una domanda che volevo fare, perché Elena Sofia Ricci l'ho sentita, si è molto esposta dal punto di vista della situazione che vive attualmente i lavoratori dello spettacolo. Io dico molto spesso che se al posto di artisti ci chiamassimo lavoratori dello spettacolo, tutti quanti comprenderebbero molto di più
valore. Il valore, sì, il valore di tutti quanti, dal compositore all'attrice al macchinista, ecco, quello è il discorso importante. Ma proprio ieri sera, Stefano, dici tu questo? Sì, no, ieri sera abbiamo fatto questa sorta di manifestazione evento agli ex stabilimenti dei Paulis, gli studios di Cortina Sì, ho visto Roma, oggi il servizio al TG, ho visto. con la partecipazione di tutti, dei rappresentanti di tutte le categorie del mondo dei lavoratori dello spettacolo, ed è stata riconosciuta con il patrocinio del MIBACT, e quindi il Ministero dello Spettacolo, come giornata dei lavoratori dello spettacolo, da ieri, 24 giugno 2020. Ne siamo particolarmente fieri. Noi abbiamo creato un contenuto, un contenitore a cui abbiamo avuto delle adesioni pazzesche da tutti i nostri amici, ma dagli attori agli attrezzisti, dai compositori ai direttori d'orchestra, tutti, qualsiasi 85 categorie sono intervenute, e speriamo si possa ripetere negli anni e possa rimanere un segno. Comunque, per dire che la gente deve avere la percezione che questo è un mercato, è un settore, è un lavoro, non è un divertimento, un passatempo, ma ci sono famiglie che lavorano e vivono di questo va detto con forza. Il Covid è servito solamente da elemento catalizzatore per attirare l'attenzione su un problema endemico che già era presente da prima, ma tant'è, era il momento giusto per alzare la voce in maniera propositiva, assolutamente senza nessuna polemica nei confronti di nessuno. A volte le condizioni al contorno sono quelle giuste, per cui ci sembrava il momento giusto per dire una voce, un grido a favore proprio del mondo dei lavoratori dello spettacolo. No, infatti, è giustissimo. Complimenti, complimenti. Sofferenti, e quindi abbiamo potuto avere un po' più di tempo per organizzare questo grido pacato, di dolore, di speranza però, no? E siccome già comunque siamo risaliti dal 17 a oggi, perché nel 17 era lo 0,7 che investivamo in cultura del prodotto interno lordo, adesso siamo saliti all'8, quindi chiaramente ora c'è la crisi, c'è l'emergenza, ma siamo fiduciosi che nel futuro si potrà capire, e va fatta la cultura della cultura, cioè va insegnato ai giovani, ai ragazzi, alle persone che la cultura non è soltanto qualcosa che ci rende liberi, ma anche qualcosa che porta ricchezza, non solo a noi che la facciamo, ma a tutto il paese. Per ogni euro che noi investiamo in cultura, lo Stato ne guadagna 3 e qualcosa. Quindi portiamo io non sapete quanto sono felice di questo discorso che state facendo. Noi gli abbiamo dedicato un intero speciale, proprio il 21 giugno era la festa della musica senza musica, e abbiamo parlato praticamente solo di questo, e nel senso più, peraltro sì, cercando di capire negli altri paesi che cosa accade, perché spesso diciamo noi in Italia siamo di qua, siamo di là, in realtà poi questa situazione legata alla cultura, quello che abbiamo capito è che è trasversale, forse da noi colpisce di più perché insomma abbiamo un certo patrimonio artistico, quindi allora io vi ringrazio Stefano Mainetti, ringrazio Elena Sofericci, spero veramente di avere Stefano Mainetti per una monografica con noi, così parliamo bene più nel dettaglio. Grazie a voi, grazie a te Marco, grazie Massimo, grazie veramente, un abbraccio. Arrivederci. Ho studiato solo chitarra classica. Viva la musica, ragazzi. La musica sempre. Sempre. Ciao. Grazie. Arrivederci.